Scatman's World. Commendatore veneziano, siamo su Valentino Rossi dei Gamefio in modalità carriera dopo la super diretta di ieri. Mamma mia ragazzi, sono distrutto, c'è veramente stata una roba incredibile. Andiamo qua, ricontinuiamo con la carriera, siamo ad Austin fino adesso, però abbiamo un po' cincischiato, ora bisogna fare sul serio ragazzi. E comincia anche la road to Sara, cioè l'obiettivo di trombare Sara. Questo è il nostro obiettivo principale di questo gioco, speriamo di raggiungerlo il prima possibile. Ok, Gran Prix of the Americas. Oh yes. Ok, sono la nostra Mahindra della minchia. Tutto a posto, realistico, pro, pesanti, tutto lo controlliamo sempre. Pro. Boh, perfetto, tutto bene. Ogni tanto controlliamo, non si sa mai, che mi ricordo su un MotoGP 14 che ogni tanto cazzeggiava e andava a farsi fottere. Raga, ci rivediamo dopo le qualifiche. L'obiettivo è cercare di arrivare almeno decimi, perché sennò Sara si incazza. Vai con il road to Sara. Ragazzi, sotto la pioggia di Austin, come l'anno scorso. In America risorge il Cume, Fioi, secondo posto, perdo Madonna per un decimo, la prima posizione salta la prima pole position, però ragazzi il Cume c'è, Fioi, finalmente, sotto la pioggia devo dire che mi sono trovato bene, la godo come un porco, siamo secondi e finalmente, cazzo, mangiatemi il pacco, mangiatemi, vai che il Rodo Sara comincia, vai che comincia a mangiare Sara, comincia a mangiarmi il paccotto e godo, qua saliamo anche tanto, basta, ciao Fioi. Mamma mia, vedi il bello di giocare tutto a cannone, che sali velocemente. Sto godendo come un porco. Va bene raga, adesso andiamo per la gara, l'obiettivo è chiaramente comunque almeno il 10° posto, perché Fiori non esageriamo. Vai raga, abbiamo Rosy Binder, veneziano, e il Nava, abbiamo il Nava, Quartararo, Loi, Antonelli, e poi via via tutti gli altri. Finalmente il veneziano ha fatto una buona prestazione, purtroppo abbiamo mancato la pole, ma mi sembra proprio come MotoGP 15, a Austin il risorgimento, vai Fioi. E abbiamo migliorato anche molto le abilità, cazzo, questo è importantissimo. Non piove ma il tracciato è bagnato, adesso chiaramente c'è un po' come si dice il braccino corto, ho un po' paura, siamo primi Fioi. Calma, calma. Vabbè, calma perché il Cume non può passare. Austin c'è già una gara favorevole, questa. Questo è il settore cumendiano. No. Salvata invece. Very good. Qua siamo in territorio veneziano. Mamma mia, scodata pura. Comincia a piovere Austin, siamo a casa di Tori qua. Ma adesso Tori non è più i nostri pensieri, c'è Sara, il road to Sara. Comunque l'effetto pioggia mi piace molto come l'hanno fatto stanno, bravi. Cazzo, qua forse la rischio, ma andiamo. Mamma mia. Primo giro leggendario per il momento. Quando il Cume ha le gare favorevoli però. A parte il Qatar, che non l'ho capito. Rosy Binder è a 1,3. La Binder è a 1,3. Stiamo attenti però, questa è la curva più bastarda, lo sappiamo. Mamma mia però come scoda la moto, come scoda. Qua ho perso, qua ho paura, mi sto un po' cagando addosso, è ufficiale ragazzi. È abbastanza ufficiale la cosa. Mamma mia ragazzi, che talentissimo. Molto bene. Cazzo, abbiamo perso. Ah, madonna, abbiamo perso un secondo però. Calma, stiamo zitti, altro che fenomeni, stiamo zitti. Però siamo con la Mahindra, signori. Però si vede che è una gara che amo. Pensa, la odiavo. No, stai zitto, Cume. Stai zitto, figlio di una buona mamma. Dai, attenzione ragazzi, Sara ai box, inquadrata Sara ai box, già leggermente bagnata Sara e non è la pioggia. Attenzione, la saretta è bagnata. Primo giro completato e non è la pioggia. Cioè, che cazzo sto dicendo? Primo giro completato e non è la pioggia.
Mi piace questo mio modo curioso di raccontare MotoGP. Sotto il diluvio texano. Questa è la sezione. Questa è la sezione. Questa... non sono andato bene stavolta. Non sono andato... ho paura, Fei. Ah, aspetta, ma c'è anche la... È vero, non è che sono andato bene, è che ho la stanchezza... è più stanco il pilota, giusto, giusto. Questa è una cosa che mi piace molto di sto MotoGP, per esempio. Di Valentino Rossi Game, scusate, perché sennò qua... Dopo vi incazzate, giustamente, cazzo spara il Cuba. Però giriamo bene. Cioè, giriamo molto meglio qua. Dai che la Mahindra c'è. Dai che possiamo fare un'impresa, penso che ha dell'incredibile. Sono nervoso, però sono teso. Il bello, comunque ho letto il bello della diletta, il posto il bello della diretta, perché ragazzi, sulla diretta comendiana è venuto fuori, insomma, la nostra diletta Leotta, ragazzi, è qualcosa di grande, cioè qualcosa che te lo fa diventare grande. Però noi abbiamo Sara, il road to Sara, ancora ai box, sempre più bagnata, e non è la pioggia. La tensione sale, senti come sale, yes. Ecco qua piuttosto freno prima che sono a Moto 3 perché sta curva, ragazzi, ecco, sta curva è la curva che mi sta più sul cazzo. Poi non è che non avevamo ancora vinto niente, Fenati torna a 11° probabilmente. Mamma mia. Buono. Sono là però 6 decimi dal porco. Ah no, c'è il bastardo, però c'è Bastard. C'è Bastardini. Ok. Adesso l'ultimo giro è il giro pericoloso però, perché io sono la condizione fisica al minimo. Che bella però, sta roba, vedi, ogni tanto la Milestone fa qualcosa di carino. Anche se ho visto certi che già danno 6 secondi di vantaggio, come cazzo fanno? Cioè, è brutto però così, io sono contento di non giocare così, perché sennò ragazzi sarebbe già una... Cioè, che cazzo di video sparo? Cioè, non so. Non avrebbe neanche senso fare sta serie se do già 6 secondi di vantaggio al secondo. Ragazzi, final lap comendiano. E adesso però basta pensare alla figa e cerchiamo di vincere. Quanto ho frenato. Ma vedi, mi sento più in difficoltà. Cioè la prestanza fisica si è abbassata tanto in questi 2 giri. Buono, molto bene, molto bene. Ragazzi, io su MotoGP 15 avevo fatto tutto l'albo d'oro con tutte le statistiche comendiane, vi ricordate? Però poi è andato un po' a puttane perché la carriera si è buggata. Speriamo, chiaramente spero di non buggare a sto anno, perché sennò bestemmio in cecoslovacco antico. Mamma mia. Però anche quest'anno ci sarà, ragazzi. Mamma mia, qua questo giro però ho fatto strage. Ma possiamo anche frenarla un po' prima. Tanto avevo un po' di margine c'è. Un leggero margine c'è. Oh, tanto Rosy Binder torna secondo, supera frenati. Mamma mia, il Kuma prima delle 2 gare che ci spariamo oggi sta andando alla grandissima per il momento. No, qua ho frenato troppo presto, ho paura, ragazzi, scusate, ma anche il Kuma ha paura, ragazzi. Molto bene. No, i coglioni molto bene, si è avvicinato molto. Si è avvicinato molto Rosy Binder. E qua vado a sbagliare. Piccolo errore, però siamo ancora primi. Andiamo ancora first class. Cazzo, mi sembrava più vicino però. Boh, vabbè, fotte sega. Dai che forse ce lo facciamo fare noi il fotte sega. Dai ragazzi che è sempre più bagnata. Ultima curva per noi. È la curva più difficile perché è l'ultima e perché siamo stanchi. Ma andiamo a vincere ad Austin! Ed è subito un Cube show! Ed è subito il Cube che va a vincere la 3ª gara della carriera. Sì, cazzo! Sono tornato subito. E adesso Feisara. E anche il fastest lap, signori. Fastest lap. Peccato che poteva fare l'Atric comendiano, non è arrivato.
Ma andiamo a vincere una gara favorevole. Grandissimi, siamo già settimi e silenzio. E silenzio, cazzo. Molto molto bene. Navarro è stracrollato dopo la pole. Quanto me la godo grande, la Mahindrona torna in corsa, fai. E qua me li godo tutti sti punti. Ciao. Ciao ragazzi, bonus pilota non so che cazzo sia, però vabbè. Bene, molto bene, molto bene, molto. Guarda come miglioriamo. Perfetto ragazzi, spero la cerimonia del podio. Yes! Grande Comendone, veramente una prestazione con la P maiuscola, veramente. No, non ho sbagliato niente in questa gara. Ah, c'è il podio. Ehi, il tuo nome sta girando parecchio nel Eccola qua. paddock. Ci sono Sì. dei team che sarebbero felici di averti con loro. In lista team trovi tutti i dettagli. Grazie, amore, madonna, quanto ti sparerei. Quanto te lo sparerei nella patata. Vabbè, è offerta di contratto. Moto 3. Sarà qualche moto migliore. Allora. Cazzo siamo? Oh, la Peppa. Secondo voi dove può andare il Cume? Nel Team Sky, cioè, Sky Racing Team VR46, cioè come parametri sono uguali, scusa. Cioè io sinceramente la Bibitari neanche per il cazzo proprio. La Galicia no. VR46. E signori, si gode tanto adesso, eh. Adesso me lo godo tanto. Adesso possiamo vincere anche il mondiale se vogliamo. Yes. Una squadra con tutte le carte in regola. Sarà una sfida interessante. Sì, amore. E intanto, sì, il trofeo non arriva però. Niente, il trofeo non arriva. Siamo vicini. La trombata completa no, però almeno insomma qualche preliminare è arrivato. Vai raga, andiamo alla prossima gara. Buono ragazzi, da ottavo posto, non male sinceramente. Navarro, il re delle pole position per il momento. Sto prendendo confidenza con la nuova moto. E c'è da dire che sì, il resto della frontiera è una gara che vado sì e no, nel senso dipende un po' da come gira il cume. Ok. Ho ricevuto una richiesta da Manuel Zamparo. Zamparo mi dispiace, ma non posso fare questo perché sto registrando. Il signor Manuel Zamparo me lo saluto, però. Me lo godo un po', Zampa. Vabbè, speriamo di fare un po'. Io cazzo, però che sposo. Subito vittoria così, vittoria proprio con la Mahindra. Meno male che me ne sono andato fuori dei coglioni. Vabbè, insomma, io aspetto ancora il trofeo, il trophy, il Road to Sara. Vediamo, con calma. Con calma ci sarà, ragazzi, ci sarà. Perché io ce l'ho, nella mia lista trofei ce l'ho, quindi chi ha orecchie per intendere, intenda. Ok, adesso sto caricamento non me lo cucco, ci becchiamo. Ok, Beppe, ok, ci siamo. Tutti i piloti sulla griglia di partenza, mancano veramente Tutti pochissimi pronti? secondi all'inizio Tutti del Gran Premio che pronti? si preannuncia incandescente. Vai, raga. Vai, raga, vai, raga, vai, raga. Tensione è alle stelle. Perfetto, si parte. Gran Premio di Spagna. Possiamo fare un buon risultato. Siamo con un team, siamo con il Sky Racing Team adesso. Attenzione subito il cume. First class, first class. La 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 la. La 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 la. Ok. E ce ne stiamo andando, ragazzi. Ce ne stiamo andando. No, coglione, non ce ne stiamo andando, ma va bene, insomma, che infatti. E che ho l'ultimo settore dove vado bene. Attenzione. Ecco, inizia il duello con Rosy Binder, signori. Binder versus Veneziano. La nostra Rosy, me la godo la Rosy. Ma sono una moto seria, cazzo. Non c'è più la moto della Chicco. Guarda come frena bene, cazzo. Mamma mia, me la godo. Dopo ancora non riusciamo in qualifica a essere competitivi al massimo, però va bene, insomma, che si faccia così, adesso sì che è un godimento. Esternazzo, poi tenta la finta. No, non va. Ma guarda sto stronzo. Ecco, una cosa che secondo me è migliorata tanto sto gioco sono i tifosi, li vedo molto più belli da vedere, sinceramente. Questo è il mio punto, questo è il my point, soprattutto questa. Ciao Beppe, I love you.
Qua l'ho un po' esagerata. L'ho un po' esagerata qua. Spero un traversone degno del miglior Kuma. Primo giro completato. Dai cazzo ragazzi. Dai Kumendino. Però Rosy Binder è un bel passo, eh. È un bel passo la piccola Rosy. No, ho guardato la mappa. Non ci credo. Ma porca di quella vaccona. Per guardare la mappa, ma sono un pirla, Dio santo. Qua sarà duro recuperare adesso, eh. Come fai a guardare la mappa? Volevo vedere quanto distacco avevo dal terzo. Ho fatto il cagatone biblico. Cagatone biblico. Guarda come la prendo meglio sta curva rispetto a quando avevo fatto la diretta. Fare un MotoGP in diretta comunque è una pazzia che solo il Kuma può fare, Veramente il crazy. Stiamo rosicchiando, però stiamo rosicchiando di nuovo. Occhio, la versione, qua la sbagliamo, niente, Binder ne ha di più ragazzi oggi, Qua ho esagerato. Sto esagerando per cercare di recuperare, infatti anche Frenati no, non è Frenati. È il Nava. Il Nava. Adesso appunto difendiamoci per il secondo posto. Cazzo, se n'è andato di brutto, Binder se n'è andato e non ritorna più. Vabbè. Ok, ultimo giro final lap comendiano, a sto punto difendiamo il secondo posto, giro veloce di Fassbinder, no di Fassbinder, quello è il regista, di Rosy Binder. Quell'errore mi è costato proprio tanto, mi è costato. Poi aspetta, c'ho che l'abilità al minimo adesso della forma fisica. Teniamo il secondo posto per piacere. Teniamo il secondo posto. Quest'anno voglio fare esperienza in Moto 3, quindi non andiamo, anche se ho un'offerta dalla Moto 2 neanche guardo se ho offerte. Attenzione Navarro, ma il Come chiude, non me ne fotte un cazzo. Attenzione, siamo in difficoltà. La tenuta, siamo in difficoltà, Beppe. Ci supera Antonelli, rischiamo di perdere anche il podio, incredibile. E questa è per la condizione fisica. Ed è il minimo quasi. Catroia, perdiamo il... non ci credo. Siamo in grossa difficoltà in quest'ultimo giro. Siamo in grossa difficoltà. Purtroppo al 90% perdiamo anche il podio, però il Kuma al tratto finale che è il punto migliore. Qua la rischia un po' esterna. E adesso mi devo buttare. Riprendiamoci il podio, Kuma, riprendiamocelo, cazzo. Finta all'esterno e va all'interno. Ma Fenati è stato veramente fenomenale. Bravo Fena. Bravo Fena. Attenzione però, ci prova il Kuma. Ci prova il Kuma. Ci prova. Ci prova. Ci prova. Niente da fare. Non penso che ce l'hai fatta. Puttana troia, peccato. Quarti per... No, lasciamo perdere, che sfiga. Nell'ultimo giro sono crollato. Ho vinto Rosy Binder. 36 punticini. Sono crollato alla fine proprio. Bene, però ci siamo, dai. Ci siamo, raga. Le abilità vanno su. Perfetto. Adesso facciamo anche vedere che la difficoltà e tutto non sono cambiate, l'avete visto anche dai punti che mi hanno dato, però per sicurezza, visto che è stato un cambiamento veramente incredibile, in 2 gare sono passato da 15esimo a primo e quarto. Porca puttana, potevo arrivare terzo. La sono proprio mangiata. Vale. Ciao ragazzi, prossima settimana abbiamo tutto il weekend libero. Ci vediamo al Motor Ranch per un po' di flat track? No, ok.
Non so che se posso far vedere allora la difficoltà perché siamo in un'altra categoria. Qua sono scarsissimo, cazzo. Sono scarsissimo qua. Tipo metti questa. Vediamo. Opzione gara. Ok, qualifica gara realistica. Ok, perfetto. Bene, così avete visto anche questo. Ok, facciamo vedere perché la differenza devo mettere anche io che non me l'aspettavo di fare tutti questi risultati adesso. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Il Road to Sala è veramente sta procedendo per il meglio. Ciao!